L'inaugurazione della terapia intensiva è l'ennesimo tassello messo in azione del progetto di riqualificazione iniziato nel 2012. Con queste parole il direttore generale dell'ULSS 14, Giuseppe Dalben, ha dato inizio alla cerimonia di inaugurazione della terapia intensiva dell'ospedale di Chioggia. Ad un anno di distanza dalla consegna del nuovo pronto soccorso, il gioco di squadra tra azienda sanitaria e Regione Veneto ha fatto fede alla promessa di realizzare e consegnare alla cittadinanza la nuova terapia intensiva. Avevamo promesso che ai cittadini di Chioggia, di Cavarzere, di Cona, ma soprattutto al Presidente, che realizzavamo la terapia intensiva entro il 2016 e l'abbiamo fatto, un impegno mantenuto, ogni promessa, come si dice, è un debito e noi l'abbiamo onorato. Presente alla cerimonia di inaugurazione, insieme ai sindaci dei comuni coinvolti, Chioggia, Cona e Cavarzere, il governatore del Veneto Luca Zaia, che ha speso parole di lode per la sanità veneta e ribadito la necessità di investire in essa. Lo dimostriamo qui a Chioggia, 8 posti in rianimazione, una rianimazione che qualche anno fa era impensabile. Eravamo davanti a un cadavere eccellente che era questo ospedale 6 anni fa, abbiamo deciso di investire, oggi è un ospedale che è addirittura attrattivo nella mobilità sanitaria, ha un attivo di cittadini, di pazienti che vengono da fuori. Disegnare la sanità del futuro come un mosaico, tassello dopo tassello, attraverso cure intensive e ben programmate. Questo è l'intento espresso dal governatore Zaia, che ha ricordato come la sanità veneta sia tra le prime a livello nazionale. In questo, l'ospedale di Chioggia si colloca come importante punto di riferimento, grazie al piano di riqualificazione che è partito nel 2012 dalla ristrutturazione di tutti i reparti dell'ala ovest del monoblocco, ha interessato il CUP reso a misura d'uomo, la radiologia, il centro trasfusionale, il perimetro esterno, il pronto soccorso, fino alla realizzazione della terapia intensiva. Un reparto questo dove l'innovazione tecnologica è la chiave del successo? Non solamente per dotazione di apparecchiature che sono apparecchiature moderne, vedi monitor anche di aspiratori, ma soprattutto gli spazi molto ampi permettono di agevolare non solamente dare un ambiente abbastanza più confortevole ai pazienti che non sono ristretti in spazi angusti, ma anche al personale in quanto sono dotati di apparecchiature come gli elevatori per sollevarli che gli agevola moltissimo. Un reparto, quello di terapia intensiva, reso possibile grazie ad uno stanziamento regionale di 1.170.000 euro e che oggi può vantare una superficie di 910 metri quadri e 8 posti letto, di cui uno per isolare gli infetti e uno per il malato immunodepressivo. Direi la caratteristica peculiare di questa rianimazione è che è aperta sulla laguna, quindi ha una, modalità di poter essere vissuta da parte del personale, da parte di chi la frequenta, in modo diverso rispetto a quelle terapie intensive chiuse, quasi dei bunker. Già si guarda al futuro. Come ha ricordato il governatore Zaia, elogiando il lavoro del direttore generale Dalben e di tutta l'ULSS 14, il progetto di riqualificazione che interessa l'ospedale di Chioggia non si è ancora concluso. Sì, abbiamo un accordo per i 7.150.000 euro, se non ricordo male, ma noi continuiamo negli investimenti. Non è un ospedale da chiudere, ma è un ospedale da potenziare ulteriormente. Chi vince festeggia, chi perde spiega. Questa la battuta conclusiva del discorso del direttore generale Dalben. Oggi l'ospedale di Chioggia, l'ULSS 14, ma soprattutto la sanità festeggiano.